La vongola è particolarmente in crisi nell'ambito della nostra regione, il nostro compartimento. Da altre parti ci sono stati alti e bassi, però la maggior criticità ce l'abbiamo nel compartimento marittimo di Monfalcone. I problemi nascono diversi anni or sono. I pescatori devono diminuire molto quelle che sono le giornate di pesca e i quantitativi pescati, e nel 2016 c'è un crollo di produzione e la Regione fa un primo intervento che i pescatori, invece di utilizzare per proprie attività, mettono nell'attività di restocking, e lì inizia quella che è la prima situazione. La crisi probabilmente ha diverse cause che sono in corso di indagine. Sicuramente un tema è quello legato all'assenza di nutrienti. Non sappiamo quali siano i risultati, però da quello che emerge in generale per tutti i molluschi bivalvi è che la carenza di fosforo, che non si lega poi con l'azoto, diminuisce la quantità di nutrienti. Non è solo azoto-fosforo, ma quello è un elemento che sicuramente è determinante. La crisi è molto incisiva, al punto che nel nostro compartimento di Monfalcone, a Trieste non c'è pesca di questo mollusco, l'attività è totalmente sospesa, e tutte le imbarcazioni che fanno il mestiere con la draga idraulica, il mestiere ammesso in licenza, lavorano sull'altra risorsa di mollusco bivalvo, che è quella dei fasolari, e quindi tutte le imbarcazioni, sono 40, lavorano su un'unica risorsa con il quantitativo massimo di fasolari, però che non può essere incrementato rispetto agli anni precedenti, per cui c'è un atto di solidarietà interna che gli operatori hanno deciso di assumere, e quindi di portare a termine, in attesa che i progetti di restocking diano i risultati auspicati.